Siamo alla didattica parentale. Il Covid porta anche a questo. Alcuni bambini delle primarie studiano a casa con i genitori che si tengono in contatto con la scuola. Si tratta di piccoli con condizioni di salute fragili da tenere lontani dalla comunità scolastica, che per quanto organizzata al meglio è pur sempre una comunità. Sembra che gran parte di questi bambini appartengano a famiglie cinesi. A due presidi abbiamo chiesto la fotografia dei contagi e della gestione Covid nei loro istituti. Ci sono tantissime situazioni di contatti di familiari, quindi bambini che stanno a casa perché a casa hanno il genitore o il fratello positivo. Questa è una realtà che pian pianino sta aumentando, perché poi noi naturalmente dobbiamo lasciarli a casa come contatti e quindi poi attivare una didattica integrata, nel senso che in presenza c'è la classe e il ragazzino è collegato da casa se la cosa perdura nel tempo. Se dovesse definirla con un aggettivo questa situazione? Guardi, è una situazione irreale. La situazione è più difficile nella primaria, nella secondaria di primo grado. Nel secondo grado devo dire che i ragazzi sono molto bravi, anche i professori. Se dovesse usare un aggettivo, come definirebbe questa situazione da dirigente scolastica? Difficilissima, molto difficile, perché i ragazzi hanno bisogno di tranquillità, di normalità e noi cerchiamo di dargliela, ma è in divenire, quindi insomma siamo sempre un po' in affanno alla ricerca di trovare la situazione e le strategie migliori per offrire l'erogazione del servizio.